con Tiananmen, una Tiananmen che non vediamo. Piazza Maidan è diventata una Tiananmen nel bel mezzo dell'Europa. Come potevano non reagire i governi dell'Unione Europea? Eppure ieri a Bruxelles i criteri dominanti sono stati quelli della misura e della gradualità. Ci voleva qualcosa di più, insomma. Sempre poi dal primo piano del Corriere la questione della formazione del governo in Italia, forti tensioni, si cerca l'intesa, Renzi vuole discontinuità, Alfano chiede un patto scritto, incontro nella notte per parlare di ministri e programma, Berlusconi evoca le elezioni, anche se poi ha minimizzato. Poi c'è Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere che si occupa dell'abolizione del finanziamento pubblico, soldi ai partiti, attenti al trucco, vedremo perché. Infine Aldo Grasso sul Festival di Sanremo, affossato dalla nostalgia, lo spettacolo guarda al passato, ha perso il pubblico giovane, altro crollo di ascolti. E finalmente una bella cosa in prima pagina, una bella notizia e una bella persona, Carolina Kostner che conquista il bronzo ai Giochi Olimpici di Sochi, ma è polemica sull'oro russo, avrebbe meritato l'oro, a dire il vero, la Kostner, straordinaria. Mentre l'articolo di fondo del Corriere della Sera è firmato dai due economisti bocconiani, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, sull'agenda economica del governo Renzi, purché si dica tutta la verità. Vediamo un po' allora qual è la verità secondo i due economisti. Il nuovo governo dovrà dimostrare in tempi brevissimi di avere chiare quali sono le priorità ed essere determinato nell'affrontarle. Se saprà farlo, tranquillizzerà i mercati e potrà rinegoziare i vincoli europei. Una rinegoziazione è inevitabile per far ripartire la crescita economica. Quali siano i problemi dell'Italia lo sappiamo: debito pubblico enorme, recessione senza fine, banche che prestano col contagocce, disoccupazione giovanile altissima, tassazione asfissiante, burocrazia che impone oneri immensi alle imprese e infine i costi della politica. La difficoltà non è individuare le cose da fare, ma metterle in fila e affrontarle. La prima è annunciare stime di crescita credibili. Le previsioni del governo uscente sono più ottimiste di quelle delle organizzazioni internazionali. Il governo prevede un aumento del prodotto interno lordo dell'1% nel 2014, 1,7% nel 2015, non sarà così. Da che numeri parte il nuovo governo? Le previsioni di crescita sono cruciali, scrivono Alesina e Giavazzi. Perché? Perché costituiscono il punto di partenza per un piano credibile di riduzione del rapporto fra debito e PIL, prodotto interno lordo, uno dei parametri di Maastricht. Per avviare tale riduzione è necessario compiere 3 passi. Ridurre la spesa pubblica e le imposte, far ripartire la crescita, vendere aziende e immobili oggi posseduti da Stato, comuni e regioni. Per rilanciare la crescita servono 2 interventi. Primo, provvedimenti per allentare la stretta creditizia. Difficile tornare a crescere se non riparte l'offerta di credito all'economia. Lo si può fare con l'aiuto della Banca Centrale Europea. A ciò deve aggiungersi un'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il governo uscente ne ha saldati 22 miliardi su 100, troppo pochi. Seconda cosa da fare: provvedimenti per ridare competitività alle imprese. La leva principale è la riduzione del cuneo fiscale, finanziata con una combinazione di tagli di spese immediate e future e, se necessario, con imposte meno dannose delle tasse sul lavoro, patrimonialina. Per portare gli oneri sociali a carico delle imprese al livello tedesco bisogna ridurli di 23 miliardi, 9-10 miliardi si possono reperire tagliando i sussidi alle imprese, ciò di cui si era occupato Giavazzi per conto del governo Monti, ma non abbiamo saputo una virgola del lavoro di Giavazzi medesimo, autore dell'articolo di fondo di oggi del Corriere con il collega Alberto Alesina. 4 miliardi nel primo anno, altri 5-6 nei 2 anni successivi si possono recuperare tagliando i sussidi alle imprese, il compito giavazziano sotto il governo Monti. Un altro miliardo o 2, grosso modo, possono essere ottenuti tagliando i costi della politica, come suggerito in uno studio del professor Perotti. I rimanenti 8 miliardi vanno reperiti dalla spending review. Il commissario Cottarelli ritiene che sia un obiettivo raggiungibile già quest'anno. Altre risorse possono arrivare dalla revisione del costo di alcuni servizi, come l'università, che lo Stato offre quasi gratuitamente a tutti, indipendentemente dal reddito. Su questo ci sarebbe da discutere.
Transeat, ridurre le imposte sul lavoro non basta, bisogna anche riformare i contratti, abolire il muro che separa chi ha un lavoro a tempo determinato da chi ne ha uno a tempo indeterminato. E qui il diavolo sta nei dettagli, scrivono Alesina e Giavazzi. Madonna quanto è lungo questo articolo. La proposta giusta è quella di Pietro Ichino, che riprende un'idea degli economisti del Fondo Monetario Internazionale. Un contratto uguale per tutti, senza muri, con protezioni che crescono in funzione dell'anzianità sul posto di lavoro. Esempio: entro 3 anni dall'assunzione un'impresa può licenziarti liberamente. Dal 4º anno in poi il licenziamento costa all'impresa un'indennità crescente con l'anzianità del contratto e che finanzia in parte i contributi di disoccupazione. Va abolito il principio del reintegro obbligatorio, il famoso articolo 18 per i neoassunti. Occorre ridurre il peso dei contratti collettivi, legare il salario alla contrattazione a livello aziendale, il segreto del successo della Germania. La riforma del mercato del lavoro è impossibile senza revisione di ammortizzatori sociali, maggior libertà alle imprese nella gestione della forza lavoro e tutele per chi rimane temporaneamente disoccupato. La cassa integrazione va abolita per tutti coloro che perdono il posto, con le risorse ora destinate a cassa integrazione e corsi di formazione gestiti dal sindacato. Va introdotto un sussidio di disoccupazione decrescente nel tempo che li costringa a cercare lavoro, con la possibilità al massimo di 2 rifiuti. Il sussidio deve essere esteso alle categorie oggi non coperte dalla cassa integrazione. Infine, concludono Alesina e Giavazzi, bisogna cedere aziende pubbliche e semipubbliche. Le priorità sono riscrivere da zero il progetto di apertura del capitale delle poste, impedire che Cassa Depositi e Prestiti continui a essere usata come salvadanaio di Stato per false privatizzazioni e sprechi risorse facendo il mestiere del finanziatore di nuove imprese. Ma il nuovo governo non farà nessuna di queste cose se non sostituirà radicalmente i burocrati che gestiscono i ministeri, riformando i contratti della dirigenza pubblica, allineandoli a quelli del settore privato e cominciando dalla casta dei capi di gabinetto. Per farlo ci vuole coraggio, perché questi signori sono depositari di dossier che tengono segreti per proteggere il loro potere. Bisogna avere il coraggio di mandarli tutti in pensione. All'inizio i nuovi ministri faranno molta fatica, ma l'alternativa è non riuscire a fare nulla, concludono Alesina e Giavazzi nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Velocissimamente dal primo piano del Corriere della Sera c'è la questione dell'Ucraina, il sogno spezzato di Kiev. Per commenti non uniformati tra di loro dobbiamo ricorrere a Il Giornale e alla Padania, come vedremo, ma intanto vediamo come la mette il Corriere. La capitale vive Kiev, ore di guerra civile, i cecchini del presidente Yanukovych hanno ricevuto l'ordine di sparare per uccidere, il paese rischia la secessione tra la sua parte occidentale e quella orientale filorussa. Molto gettonata, per quanto è orrenda la cosa, sui giornali di oggi, Olieska Zhukovskaya, 21 anni, infermiera volontaria tra i dimostranti di Kiev, colpita al collo da un proiettile, mentre sanguinava, con una mano si tiene la ferita sul collo, con l'altra il telefonino per twittare "muoio". La croce rossina ferita, simbolo della protesta. L'infermiera Olesia lotta per la vita. Mentre l'Europa punisce il regime, la lista con i nomi dei responsabili, sia le sanzioni, rebus Yanukovych, la troika dell'Unione Europea media a Kiev. All'unanimità i 28 paesi dell'Unione Europea hanno deciso sanzioni urgenti contro i responsabili della violenza in Ucraina. Chissà se andranno a prendere anche i pugili e i fascistoidi che si dice vorrebbero entrare in Europa. Sono un po' quella gente lì, i protagonisti dell'escalation in piazza. I loro nomi precisi si conosceranno forse oggi, ma la prima responsabilità della situazione viene addossata dall'Europa, ovviamente, al presidente Yanukovych. Sempre dal primo piano passiamo però alla politica interna, perché le prime 3 pagine del Corriere sono sull'Ucraina e le altre successive 4-5 su Renzi, che dice poche ore e chiudiamo, ma tratta ancora con Alfano, il chiarimento rimesso a un ulteriore faccia a faccia, e Napolitano che fa sapere che con Matteo Renzi c'è una serena collaborazione istituzionale. Intanto Renzi avvisa: il mio governo non sarà un Letta bis. Questa è la nostra ultima occasione. L'obiettivo è chiudere stasera con i ministri.
Ragazzi, ha detto il dottor Renzi, ci stiamo giocando tutto, la faccia innanzitutto e poi tutto il resto a libera interpretazione. Intanto il segretario del PD pensa anche all'organigramma di chi terrà le redini del partito. A proposito dell'appoggio degli anglosassoni a Renzi, c'è anche questa copertina dell'International New York Times, dove Matteo Renzi è dipinto come il giovane col canestro di frutta di Caravaggio. Il premier incaricato viene raffigurato così, in un articolo che parla del terremoto giovane che sconvolge la politica italiana. Con tutto il rispetto per Caravaggio, naturalmente. Il difficile confronto nella notte, Alfano che dice che ci sono le colonne d'Ercole che non possiamo superare, ma se Colombo non le avesse superate non avrebbe mai scoperto l'America, si potrebbe dire ad Alfano, rimanendo su un confronto veramente utile per i destini del paese. Su fisco, diritti e lavoro non torniamo indietro, dice Alfano. Angelina Jolie. Di Pietro torna in campo, guiderò l'Italia dei valori, naturalmente, alle prossime europee, annuncia l'avvocato Di Pietro. È tornato a fare l'avvocato in tribunale. Resta il bivio per il Ministero dell'Economia, in campo i nomi di Padoan, però troppo dalemiano, dice qualcuno, presidente dell'Istat, già all'Ocse, e Del Rio, il fedelissimo di Renzi. Incognita Tabellini, che sembrerebbe essere sponsorizzato l'ex rettore della Bocconi e editorialista del Sole 24 Ore, Guido Tabellini, economista, impredicato di diventare anche lui ministro dell'economia, sponsorizzato da Napolitano, e il braccio destro del sindaco Del Rio si è incontrato con Saccomanni. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, potrebbe diventare ministro della giustizia. Il compagno, ex compagno della CGIL, Mauro Moretti, l'amministratore delle Ferrovie dello Stato, ministro dello sviluppo economico. Renato Soru, ex presidente della Sardegna, andrebbe al Ministero dell'Innovazione. Un'altra novità, Guglielmo Epifani, ex segretario CGIL e PD, andrebbe al lavoro. Mario Mauro, il CIellino, ministro della difesa, resterebbe al Ministero della Difesa. Maurizio Martina, già incolore segretario del PD in Lombardia, diventerebbe sottosegretario alle politiche agricole. Mentre Berlusconi dice andiamo avanti sulle riforme, poi si è fatto scappare una battuta sul voto, ma ha detto tranquilli, non si vota, bisogna essere sempre pronti per le urne, ha detto Berlusconi, che poi ha precisato, ma no, mica volevo dire che bisogna andare al voto, è una polemica che veramente non ce ne può fregare di meno. Mentre Renzi, dice Berlusconi, è uno in gamba perché non è di scuola comunista. Il leader del PD è un'opportunità per il bipolarismo. E intanto oggi a Roma i club Forza Silvio organizzano una manifestazione con una sfilata di Fiat 500, non si sa se quelle belle di una volta o quelle di oggi. La fidanzata di Berlusconi, il predicato di diventare moglie dopo il divorzio, anche se è ancora da stabilire il conquibus con Veronica, quanti milioni al mese gli deve dare Silvio, le deve dare Silvio. La fidanzata Pascale, la fidanzata di Berlusconi naturalmente, dice che le parole di Silvio per Matteo testimoniano sì una certa stima, ma non è ancora fiducia totale. Questo per essere chiari, sul Corriere della Sera questi sono i temi del giorno, del primo piano di politica interna. Poi c'è la questione della riforma del finanziamento ai partiti. I contributi diretti ai partiti saranno azzerati dal 2017, ci saranno detrazioni per i privati e il 2 per 1000. Contrari i deputati del Movimento 5 Stelle che attaccano è soltanto un imbroglio contabile. In sintesi, a partire dal 2014 quest'anno sono previste detrazioni fiscali per erogazioni liberali in denaro tramite bonifico in favore dei partiti da parte di persone fisiche con tetto di 100.000 euro. Il vantaggio fiscale vale per le persone fisiche e per le società solo per la fascia fino a 30.000 euro ed è fissato non oltre una detrazione del 26%. Viene introdotto da quest'anno un meccanismo volontario di contribuzione che consente al contribuente di destinare il 2 per 1000 dell'IRPEF in favore di un partito politico. Il meccanismo ricalca l'8 per 1000 con una differenza. Il 2 per 1000 che non viene scelto, cioè chi non sceglie quale partito finanziare, rimane all'erario, cioè una tassa in più praticamente, che è possibile destinare
a un partito, ma se tu non lo destini rimane nelle casse dello Stato. Tutto questo costa 7,75 milioni per il 2014, 9,6 per il 2015. La nuova legge prevede standard minimi di democrazia interna ai partiti, trasparenza e controllo sulle spese. Per esempio, per il finanziamento dei privati col meccanismo 2 per 1000 è previsto un premio per i partiti che rispettano una quota minima per le candidature di genere, cioè delle donne. Per i partiti inoltre è obbligatorio produrre una certificazione esterna dei bilanci. Poche sanzioni, qualche trucco, tutti i dubbi della svolta, secondo Gian Antonio Stella, ma chi vuole approfondire naturalmente può farlo, a me non mi sembra un argomento di grandissimo interesse, mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera c'è la questione delle tasse sul lavoro, un taglio di 8 miliardi di tassazione sul lavoro, il famoso cuneo fiscale, metà delle risorse arriveranno dalla spending review, nel mirino 2023 società municipali. E ancora dal Corriere passiamo dalla politica interna alla cronaca. La perizia sulla centrale di Savona per metà di De Benedetti, la Tirreno Power di Vado Ligure. Non ci sono solo i numeri dei morti, circa 400, e dei malati oltre 2600, c'è anche il numero del costo sanitario attribuibile agli effetti della centrale a carbone di Vado Ligure. 860 milioni di euro sarebbe costata alla collettività come danno sanitario la centrale di De Benedetti. Secondo la Procura di Savona, questo è il danno sociale provocato dalla Tirreno Power alle casse pubbliche per le cure dei cittadini che vivono nell'area interessata dalle polveri sottili delle ciminiere, un numero calcolato su 7 anni di emissioni, dal 2000 al 2007. L'ha calcolato il pool di specialisti voluti dal pubblico ministero per capire se c'è un nesso fra la centrale e l'aumento di malattie cardiovascolari registrate nella zona di Vado Ligure. Dalla consulenza tecnica firmata dallo pneumologo dell'ospedale di Savona Paolo Franceschi, dall'ex direttore unità epidemiologia ambientale dell'Istituto dei Tumori di Milano Paolo Crosignani e da Stefano Scarselli, analista della qualità dell'aria, da questa consulenza filtrano i contenuti che il procuratore di Savona, Francantonio Granero, considera inequivocabili. Il nesso c'è, ha detto il procuratore di Savona, e le cifre sono, ahimè, più o meno quelle. Una consulenza che è un bollettino di guerra. Oltre 300 morti per malattie cardiache, quasi 100 per patologie respiratorie, 457 bambini ricoverati per danni respiratori. Cifre alle quali i consulenti arrivano dopo aver mappato il territorio in zone di ricaduta dei metalli inquinanti della centrale, minima e massima ricaduta. Non c'è chiarezza sul metodo, hanno replicato alla Tirreno Power, società che fa capo a Gas de France e a Energia Italia della famiglia De Benedetti attraverso la Sorgenia, che a sua volta in questo periodo è oberata dai debiti, più di 2 miliardi e 200 milioni di debiti per la società De Benedettiana. Sempre poi dal Corriere della Sera, rimanendo alle pagine di cronaca, la notizia è uscita ieri ma ripresa ampiamente dai quotidiani di oggi. Un quotidiano calabrese, L'Ora della Calabria, è stato censurato perché stava pubblicando una notizia relativa a un senatore del partito di Alfano, scomoda perché riguardava il figlio. Per associazione a delinquere indagato il figlio, la notizia non è uscita dopo una serie di pressioni, fino al punto che lo stampatore si è inventato un blackout per non far uscire il giornale. Questo è il racconto, diciamo, che è stato fornito ieri della questione. L'Ora della Calabria, il quotidiano in questione, è finito nel caos. Fatti e vicende assurde che ledono il mio onore. Così, in una nota, il senatore Antonio Gentile, 64 anni, nuovo centrodestra di Alfano, di Cosenza, ha risposto: alle accuse ho dato mandato ai miei legali, ha detto il senatore del centrodestra, del nuovo centrodestra di Alfano, di proporre querela nei confronti di quanti mi hanno accusato di essere il responsabile di una storia incredibile. Sono totalmente estraneo. Il senatore Antonio Gentile in questione era dato come sottosegretario al Ministero della Giustizia su sponsorizzazione di Alfano presso Renzi. La storia a cui si riferisce il senatore è accaduta martedì notte nella tipografia cosentina di Umberto De Rose, che si definisce amico del senatore Gentile e giura: è saltato all'improvviso l'impianto, ecco perché mercoledì mattina non è uscito il quotidiano L'Ora della Calabria.
Il titolo della prima pagina era "Indagato Andrea Gentile, il figlio del senatore". Non è stato un attentato alla libertà di stampa, dice lo stampatore De Rose. Non ho fatto pressioni su nessuno per conto del mio amico senatore. Da 10 mesi stampo il giornale senza prendere un soldo. Mi devono quasi 1 milione di euro. Al contrario, il direttore del quotidiano, Luciano Regolo, e l'editore Alfredo Citrigno raccontano un'altra storia e raccontano anche dell'ultima telefonata dello stampatore De Rose oltre la mezzanotte. L'hanno registrata perché stavano insieme in macchina. "Pensaci bene a pubblicare", mi ha detto lo stampatore. "Il senatore verrà nominato sottosegretario alla giustizia nel governo Renzi". Questa è la versione dell'editore del quotidiano calabrese, Citrigno. Alle 2 di notte, casualmente, il guasto in tipografia. Il figlio del senatore, Andrea Gentile, è coinvolto in un'inchiesta su consulenze d'oro dell'azienda sanitaria della provincia di Crotone, anzi di Cosenza, chiedo scusa. Anche lui ha telefonato a Citrigno, ovvero all'editore del quotidiano, poche ore prima di andare in stampa. Pretendeva che non si pubblicasse la notizia. Così ho chiesto al direttore se l'inchiesta era fondata. Lui mi ha detto di sì, perciò siamo andati avanti. Lo stampatore, De Rose, giura anche di non aver mai pronunciato una frase minacciosa, ma l'editore e il direttore dicono che invece lo stampatore l'ha pronunciata. Ha detto: "Ricordatevi che quando il cinghiale viene ferito ammazza tutti", cioè se colpiamo il senatore poi ci andiamo di mezzo tutti. E sottolinea lo stampatore che ieri il giornale era in edicola col figlio del senatore in copertina, ma il direttore Regolo conclude amaro: "Io amo la mia terra, ma mi sento turbato e l'altra notte pensavo con sollievo al fatto che i miei figli vivono a Milano e i miei fratelli all'estero". Né il ministro Alfano né il governatore Scopelliti, che è un altro dei protettori del senatore Antonio Gentile, ci hanno espresso solidarietà, dice il direttore Regolo. Chiudiamo dal Corriere della Sera con un'ultima segnalazione che ci riporta al già citato Carlo De Benedetti per via della sua Sorgenia, 2 miliardi e 200 milioni di debiti da rinegoziare con le banche. Se ne occupa il Corriere nella pagina dell'economia e dei mercati finanziari. Restano distanti le posizioni tra la CIR della famiglia De Benedetti e le banche creditrici, complessa la partita di ristrutturazione di Sorgenia, la società di energia gravata da 1 miliardo 860 milioni di debito diretto e 300 milioni in garanzie. Dopo l'infruttuosa maxi riunione della scorsa settimana tra i vertici della CIR, Rodolfo De Benedetti e Monica Mondardini, e gli amministratori delegati delle principali banche, Monte Paschi Siena, Unicredit, Banca IMI con il fratello del politico Miciché, Banco Popolare, Ubibanca e Banca Popolare di Milano, lunedì a Milano si terrà un nuovo summit. Dalla cronaca milanese, invece, del Corriere della Sera, c'è in primo piano quanto ha dichiarato il sindaco di Milano sulla fusione fra l'azienda dei trasporti milanese ATM e Tren Nord, l'azienda dei treni regionale. "Finché sarò sindaco", ha detto Pisapia, "non avverrà mai che Tren Nord sarà protagonista dell'annessione di ATM. ATM è il nostro fiore all'occhiello. Quanto alla SEA, il tavolo con la regione ha 2 condizioni", ha detto Pisapia: che il controllo resti in mano pubblica e il comune resti socio di maggioranza. Su Malpensa, liberalizzare gli arrivi nello scalo nei 6 mesi di Expo e allargare la città metropolitana fino a comprendere l'aeroporto di Malpensa. Intanto i milanesi, sottoposti a un diluvio di tasse, hanno pagato di meno ed è boom in Lombardia di cartelle esattoriali rateizzate. C'è un calo delle entrate superiore al resto d'Italia, per un totale solo a Milano di circa 1 miliardo di euro all'anno dal 1 ottobre 2006 a oggi, giorno in cui il sistema di riscossione dei tributi il 2006 venne affidato a Equitalia, dopo essere stato fin lì gestito da 37 enti privati. Sempre poi dalla cronaca lombarda del Corriere della Sera, l'incredibile gesto di Michele Graziano, 37 anni, incensurato, che ha preso un coltello e ha sgozzato a Giussano i propri figli Thomas e Elena di 2 e 8 anni nell'appartamento in cui aveva vissuto fino a poco tempo prima con la moglie e poi ha tentato il suicidio. Era l'unico modo di stare uniti per sempre. Interrogato il padre che uccise i suoi figli, l'uomo è stato interrogato dal GIP di Monza, Giovanni Gerosa.
Infine il Corriere, in cronaca milanese, nota la scivolata di Matteo Renzi, perlomeno in termini di numeri a Milano. A Milano persa la maggioranza del partito e in 2 mesi evaporati 86.000 sostenitori, che è la differenza fra quanti a dicembre avevano votato Renzi alle primarie e i pochi che domenica hanno puntato sul candidato renziano per la segreteria regionale del PD, Alfieri. Sempre poi dalla cronaca milanese del Corriere della Sera c'è l'iniziativa della Lega in regione, pronti a pagare le spese legali per chi è accusato di eccesso di legittima difesa, cioè si difende dai ladri, ma solo a chi risiede in Lombardia da almeno 15 anni. Il Carroccio chiede alla regione di stanziare un fondo di 200.000 euro. E poi il Corriere si occupa oggi, dopo la notizia data ieri dal Giorno, delle tangenti edilizie di cui era accusato il leghista Davide Boni, presidente del Consiglio regionale della Lombardia e assessore al territorio. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Non ci sono fondamenti per procedere. L'esponente leghista era stato chiamato in causa dall'architetto Ugliola dopo l'arresto di costui. Non c'è stato riscontro, la procura non ha trovato alcuna prova e ha chiesto di archiviare la posizione di Boni. Infine, sempre dalla cronaca lombarda del Corriere, il rischio collasso per la Milano Meda perché la Pedemontana si ferma a Cermenate. Traffico a rischio in 5 comuni con popolazione di 100.000 abitanti in tutto. Mancano i fondi per ultimare l'autostrada e c'è appunto il rischio collasso. I sindaci di Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda, Seveso e Cesano Maderno sono preoccupati. Ne va della qualità di vita di oltre 100.000 abitanti dei loro comuni. Se la realizzazione della Pedemontana si ferma a Cermenate per mancanza di soldi, la Milano Meda sarà invasa ogni giorno da decine di migliaia di auto e di camion provenienti dal nuovo tracciato autostradale che collega Varese alla Bassa Comasca. Chiudiamo dal Corriere con l'ultima segnalazione: un esercito contro le nutrie. Siamo nel Cremonese, le nutrie, autentico flagello, distruggono gli argini e danneggiano le coltivazioni. L'obiettivo è ucciderne almeno 100.000. Dall'alba al tramonto 707 fucili pronti a fare fuoco. A proposito di Lombardia e di cronaca, vediamo anche il Giornale. Il Giornale si occupa anch'esso in una pagina intera del caso di Davide Boni, ex assessore leghista e poi presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Tangenti in regione, archiviazione per Boni. Persi 2 anni di vita, dice Davide Boni. Non reggono le prove contro Boni. Il politico si era dimesso nell'aprile 2012. È stata una tortura. Il commento del segretario leghista Salvini: contro la Lega soltanto invenzioni. Chi pagherà per questo danno? E a proposito del Giornale e della Lega, il Giornale si occupa in primo piano oggi con Stefano Filippi, nella pagina degli interni, della Lega Nord che lancia il referendum per l'indipendenza. Il governatore Zaia e il segretario Salvini partono dal Veneto, assente il sindaco di Verona Tosi. Unità di vedute fra Zaia e Salvini: voteremo la fiducia a Renzi se ci renderà autonomi, pari e patta. Archiviata la secessione e il federalismo, scrive il Giornale, la via leghista all'autonomia della Padania passa per la dichiarazione di indipendenza delle regioni del nord. Un percorso impervio, lunghissimo, i catalani lo perseguono da 30 anni, riconosce Luca Zaia, ma non impossibile. Il primo passo sono un referendum e una legge regionale che in Veneto è già depositata e alla quale la Lega vuole dare una robusta spinta. Il primo fine settimana di marzo saranno allestiti centinaia di gazebo. Le firme di sabato 1 e domenica 2 marzo chiederanno che il referendum popolare sull'autodeterminazione si possa fare. Analoghi ordini del giorno sono già stati adottati da 167 comuni e 4 province fra Padova, Treviso, Venezia e Verona. Il referendum per l'indipendenza segna una ripresa di attività leghista, scrive il Giornale, sul vecchio fronte dell'autonomia alla vigilia delle elezioni europee, in una fase geopolitica in cui tutto il continente è in fermento, dalla Scozia alla Catalogna. Abbiamo investito tutte le nostre forze, dice il governatore Zaia in una conferenza stampa col segretario federale Salvini e i consiglieri regionali della Lega Nord. Il segretario regionale della Liga Veneta Tosi è assente,
Ma Salvini nega dissensi. Il sindaco di Verona ieri era impegnato in un consiglio comunale delicato dopo l'arresto per corruzione dell'ex vice sindaco. I gazebo finora allestiti, a ieri 270, ma l'obiettivo è 400, la mappa è sul sito www.firmaindipendenza.org, sono leghisti, ma non ci saranno vessilli del Carroccio, perché, dice Salvini, chiunque voglia aggregarsi è il benvenuto. Salvini spera nella mobilitazione anche degli alleati di centrodestra e poi punta a diventare il punto di riferimento della frastagliata area indipendentista italiana, a prescindere da orticelli e invidie, dice Salvini. Ci aspettiamo una marea di gente che magari non vota Lega, sintetizza Salvini, ma vuole essere padrona a casa propria. Deve essere il segnale dell'inizio della fine dello Stato centralista. I numeri sono dalla nostra parte, dicono i leghisti. Il Veneto ha 47 pensioni di invalidità ogni 1000 abitanti contro le 96 della Calabria e le 88 della Campania. Lo Stato spende per i dipendenti della pubblica amministrazione 1.397 euro a cittadino veneto contro 2.300 nel Lazio. Ogni veneto versa in media 3.250 euro a Roma, ogni calabrese ne riceve 3.900. Per Zaia si tratta di un'iniziativa di legittima difesa, perché la Costituzione autenticamente federalista del 48, dice Zaia, è gestita in maniera centralista. È un'opportunità non facile, dipendesse solo da me, il Veneto sarebbe già indipendente. Salvini e Zaia hanno incontrato Renzi nei giorni scorsi. Sul tema delle riforme e dell'autonomia non abbiamo sentito parole incoraggianti. Vogliono riportare a Roma turismo ed energia, l'esatto contrario di quello di cui si sente il bisogno. Tosi dice che potremmo dare la fiducia a Renzi? Una battuta di spirito a una trasmissione radiofonica satirica. Mai nella vita potremmo votare un governo di sinistra a meno che non ci dia l'indipendenza, nel qual caso pari e patta, e saremo pronti a saltare in piedi in Parlamento per una standing ovation. Ma dai primi approcci, commenta Salvini, temo che non sia questa la linea del nuovo governo. Per il momento Renzi lo salvo per simpatia, sorriso e abbronzatura. Anche il caffè era buono, ma non poteva partire peggio. Sarà un governo Renzi-Merkel telecomandato da Berlino, commenta Matteo Salvini. E a proposito di Salvini, vediamo la Padania, la sua prima pagina è proprio sull'argomento di cui abbiamo appena parlato sulla scorta dell'articolo de Il Giornale. Salviamoci da Roma, titola oggi la Padania, referendum per l'indipendenza del Veneto, Salvini e Zaia e i gazebo della Lega in centinaia di piazze l'1 e il 2 marzo. Intanto al Senato arriva l'ok al decreto Salva Roma, salta invece il Salva Venezia. La Padania ricorda in prima pagina 93 giorni alle elezioni europee e poi l'Ucraina in fiamme. La rivolta è alimentata da Bruxelles, Washington e Berlino. Il pugile, l'ex pugile, che è uno dei capi, diciamo così, delle fazioni nazionaliste ed estrorse in piazza in Ucraina, è stato ricevuto l'altro giorno da Angela Merkel. Mentre crolla il fatturato dell'industria italiana e il paese va in 1000 pezzi. Per quanto riguarda gli immobili, la casa, il fisco alle stelle, titola ancora la Padania in prima pagina. Ma il primo piano è dedicato al Veneto, a raccolta per sottoscrivere l'indipendenza. Gazebo della Lega a sostegno del referendum in centinaia di piazze sabato 1 e domenica 2 marzo. La battaglia si inserisce nel solco di quelle portate avanti nella stessa direzione da Scozia e Catalogna, che tra pochi mesi voteranno per decidere il proprio futuro. Ci aspettiamo una marea di gente che magari non vota Lega ma vuole essere padrona a casa sua, dice Salvini. Tutta l'Europa va in questa direzione. L'obiettivo del Carroccio è arrivare in 300-400 città della regione Veneto. L'elenco completo di luoghi e orari della sottoscrizione all'indirizzo web firmaindipendenza, tutta una parola, .org. Pagina 2, pagina 3 della Padania, tutti gli approfondimenti. Intanto è stato approvato il decreto Salva Roma. Il Nord paga ancora sprechi e assistenzialismo. Il capogruppo al Senato della Lega Bitonci osserva: Renzi, visto che è sindaco anche e componente dell'ANCI, Associazione dei Comuni, faccia l'unica cosa giusta, ritiri questo decreto vergogna che offende i comuni virtuosi e tutti i cittadini onesti che pagano le tasse. La senatrice leghista Comaroli
Da qualche numero, 22 miliardi di debiti certificati nel 2010 per il comune di Roma e da allora regaliamo 300 milioni all'anno. Questo, giova ricordarlo, sarà un contributo annuale da qui all'eternità, ma nemmeno questo basterà. Mentre sul finanziamento ai partiti serviva più coraggio, dice la Lega Nord, sì definitivo all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ma tutto di forma e poco di sostanza. Intanto è una norma che si realizzerà nel futuro. Mentre domani prende il via il Basta Euro Tour, ha avuto un'anticipazione domenica a Firenze, domenica scorsa, domani sabato 22 febbraio all'Auditorium di via Corridoni a Milano. Non so se è già pieno o si può ancora prenotarsi, si può tentare telefonando allo 02 66 211 279, 02 66 211 279. Con Matteo Salvini, il professor Claudio Borghi Aquilini, da domani sfida aperta alla moneta unica, all'euro, al via l'iniziativa promossa dalla Lega Nord per riconquistare la sovranità sottratta furtivamente al Paese da speculatori, affaristi, banchieri e poteri forti. C'è anche l'opuscolo, il manuale, che da oggi è disponibile anche su internet, Basta Euro, come uscire dall'incubo, curato dal professor Claudio Borghi Aquilini. Lo trovate e lo potete scaricare sul sito ufficiale dell'iniziativa all'indirizzo bastaeuro, una parola sola, bastaeuro.org. E sempre dalla Padania di oggi andiamo rapidamente anche alla pagina degli esteri con l'articolo di Max Ferrari sull'Ucraina, su Prodi e sulle scomode verità censurate in Italia. In un intervento sul New York Times, Romano Prodi ribalta la vulgata dei giornali nostrani. I manifestanti hanno attaccato la polizia e l'Europa deve trattare con Putin, ha detto sorprendentemente Romano Prodi. Sangue a Kiev, scrive Max Ferrari, lo scrivono tutti, fa male a tutti, chi è il carnefice? Tutti dicono che è la Russia, che è Putin a incendiare la piazza. Non è così, e lo scrive addirittura Romano Prodi, che da presidente della Commissione europea fu il padre dell'allargamento a est dell'Europa ed è quindi insospettabile di euroscetticismo. Peccato che per leggere Romano Prodi occorra rintracciare il suo scritto pubblicato dal New York Times e che i giornali italiani, solitamente molto pronti a raccontarci il pensiero di Prodi, stavolta si sono ben guardati dal riportarlo. Stavolta Romano Prodi ha detto cose sgradite e quindi silenzio. Prodi, infatti, si è permesso di scrivere che non è stata la polizia ad attaccare i manifestanti, ma sono stati gli estremisti, filo Unione Europea, a cercare lo scontro, a colpire duramente le forze dell'ordine. Non si può pensare di pacificare l'Ucraina a spese dei russofoni e senza coinvolgere la Russia, ha scritto Prodi. Pensieri proibiti, frasi che smontano tutto il film con Putin nella parte del russo cattivo e l'Occidente buono e disinteressato che interviene in Ucraina soltanto per amore di giustizia. Così Max Ferrari, su quel che ha scritto Prodi, non su un quotidiano della provincia di Reggio Emilia, ma sul New York Times. E sempre dalla Padania chiudiamo con il commento di Matteo Salvini sul caso di Davide Boni. Questa è la giustizia, Stato ladro. Prima Luca Talice, adesso Davide Boni, due militanti, due amministratori leghisti per anni indagati, sputtanati, insultati, diffamati, violenza, tangenti, non era vero niente, tutte palle, falsità. Chi restituirà vita e sofferenze a questi due uomini, Talice e Boni? Allora le accuse contro di loro e contro la Lega erano titoloni di giornali e telegiornali. Ieri e oggi, invece, per la verità, solo silenzio. Questa è la giustizia, questo lo Stato ladro. Un abbraccio a Luca e Davide, nessuno è mai solo. Così Matteo Salvini. Lasciamo la Padania però per andare a dare un'occhiata anche alla stampa chiedo scusa, di Torino. Qui, oltre alla questione Renzi-Alfano, sta già stuccando, diciamo così, il parto di quello che doveva essere il governo di Nembo Kid, ma la stampa decide di dare maggior rilievo grafico e fotografico al caso della infermiera ucraina di cui abbiamo già detto prima, Olyesha Zhukovskaya, con una mano alla gola ferita e nell'altra il telefonino. Muoio.
quel tweet mai visto prima, commenta Marco Bardazzi, mentre Mark Franchetti, autore già in passato di numerosissimi nei mesi scorsi articoli contro la Russia di Putin, corrispondente da Mosca del Sunday Times di Londra, Mark Franchetti è l'autore dell'articolo di prima pagina della Stampa di Torino. È guerra civile in Ucraina, decine di morti nelle strade, telefonate tra Obama, Merkel e Putin per una soluzione politica. Potete facilmente immaginare qual è il punto di vista e il taglio del corrispondente del Sunday Times di Londra. Mentre sempre dal primo piano della Stampa c'è l'articolo di fondo di Marcello Sorgi. Premier, se ci sei batti un colpo, siamo allo stallo, è venuto il momento di dire a Renzi: Matteo, se ci sei batti un colpo, scrive Marcello Sorgi. Qualcosa di più delle battute con cui ieri ha liquidato una giornata difficile con resistenze dei suoi alleati, a cominciare dall'NCD, il nuovo centrodestra. Insomma, svegliati Nembo Kid, scrive Marcello Sorgi, rivolto all'amico Matteo Renzi. C'è anche il dibattito su quale ministro servirebbe all'economia, in prima pagina sulla Stampa. Partecipano al dibattito, a pagina 11, Franco Bruni, economista ed editorialista della Stampa. Bisogna saper sedere all'Ecofin, cioè nel consesso dei ministri economico-finanziari dei paesi aderenti all'Unione Europea. Secondo Mario De Aglio, altro editorialista della Stampa, il compito più arduo è convincere il Paese a inseguire la ripresa, che non si sa bene che frase sia. Secondo Luca Ricolfi servono idee precise, capacità di illustrarle e forza per difenderle. Il profilo del ministro dell'economia deve avere 3 requisiti: deve avere delle idee precise e dettagliate per crescere e creare occupazione, deve essere disposto a esporle in modo chiaro all'opinione pubblica e pronto a difenderle fino in fondo, a costo di rinunciare alla poltrona, che sia determinato, trasparente e disinteressato. Avere delle idee non basta, devono anche funzionare, ma poiché nessuno sa veramente cosa potrebbe funzionare, mi guarderò bene, scrive Ricolfi, dal dichiarare quali politiche il nuovo ministro dell'economia dovrebbe adottare. Come cittadino sarei soddisfatto che una volta nominato il ministro dell'economia possa rispondere a questo mini questionario. Primo, di quanti miliardi intende tagliare la spesa pubblica nel 2014? Il dopo è irrilevante perché nessun ministro è sicuro di mangiare il panettone. Secondo, prevede una nuova imposta patrimoniale nel 2014? Se sì, quanti miliardi pensa di ricavarne? Terzo, ha intenzione di rinegoziare con l'Europa il tetto del 3%? Se sì, quando? Dopo aver annunciato sui media le riforme, dopo averle approvate in Parlamento o dopo averle attuate nel Paese? Quarto, intende ridurre, aumentare o lasciare uguale la pressione fiscale complessiva sulla casa? Quinto, fra le 4 sorelle terribili, le stramaledettissime IVA, IRPEF, IRES e IRAP, qual è quella che deve aver più paura del nuovo ministro? E ora una piccola profezia, scrive Ricolfi: chiunque verrà scelto non avrà abbastanza coraggio per rispondere senza giri di parole a queste 5 domande, che non sono male in effetti, le 5 domande di Luca Ricolfi. Secondo invece Stefano Lepri, la figura ideale semplicemente oggi non c'è, quindi potremmo fare a meno del ministro dell'economia. La macchina della saliva è invece il titolo del buongiorno del vice direttore della Stampa Massimo Gramellini. Non è vero che gli italiani adulano il potente di turno solo per necessità, a volte lo fanno per propensione naturale, scrive Gramellini. Il settimanale Oggi ha raccolto i pareri dei compaesani di Rignano sull'Arno su Matteo Renzi. Un compagno delle elementari ne rammenta l'intelligenza superiore, mentre una vicina di banco delle medie si avventura in metafore primaverili. È come i mandorli, Matteo Renzi, sempre il primo a fiorire. Mi creda, tra Papa Francesco e Matteo siamo in buone mani. Il parroco non conferma né smentisce, ma perdona. L'ambizione smisurata è un peccatuccio da cui lo assolvo. Anche i padri costituenti erano smisuratamente ambiziosi. Smisurata è la pagella calcistica di Renzi, stilata dall'allenatore della squadra locale di Rignano.
L'era un bel mediano, Matteo, aveva i piedi grezzi, ma suppliva col carisma, un Pogba in miniatura. E il suocero, dice di Renzi, Padre Pio a 5 anni ha visto l'angelo custode, Pelé a 15 giocava in nazionale. Matteo l'ho conosciuto che ne aveva 16 e ho capito subito che aveva quella stoffa lì. Un po' Padre Pio e un po' Pelé, insomma, per tacere del Papa e di Pogba. Quel figliolo è una benedizione. E allora santo subito, scrive Gramellini. Il pizzaiolo di Rignano sull'Arno, paese natale di Renzi, ostenta già il primo miracolo. Viene qui anche alle 2 di notte e si spazzola 2 margherite. L'è un prodigio. Infine, immancabile il mito dell'insonne. Io, se non sto a letto 7 ore, sono uno zombie. Ma a Renzi ne bastano 4, dice ancora il pizzaiolo. Conclude Gramellini, Matteo, stai sereno, come lui diceva a Letta. Se tra un anno dovessi cadere in disgrazia, si dirà che a scuola copiavi dai vicini, che a calcio eri un brocco e che in fondo sei sempre stato solo un debosciato che mangiava alle 2 di notte senza mai andare a dormire. Quando Matteo e Silvio suoneranno la campana, essa suonerà per Alfano, scrive invece la Iena a pagina 3. A pagina 5 invece, a proposito dell'Ucraina, c'è il retroscena, così chiamato dalla stampa di Torino, di Paolo Mastrolilli da New York. È già pronto per l'Ucraina il piano euroamericano, ma Mosca ha fatto saltare il tavolo. Fonti di Washington parlano del voltafaccia di Kiev dopo un vertice a Sochi. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea avevano tracciato un percorso per l'Ucraina che fino a domenica sembrava avviato a conclusione positiva. Poi c'è stato un ritorno all'uso della forza che l'Occidente sospetta sia legato all'influenza del leader russo Putin. Però Romano Prodi dice esattamente il contrario. Come abbiamo visto prima, e giustamente Max Ferrari ha recuperato l'articolo di Prodi sul New York Times, taciuto da tutti. Mentre, tornando alle questioni renziane e dintorni, Civati raduna i dissidenti del PD, è difficile restare in questo partito, dice Civati, che ha convocato i suoi a Bologna per discutere di un nuovo progetto politico in contatto con i fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Ma anche il senatore del PD, ex magistrato a Venezia, Felice Casson, dice che è inaccettabile l'allargamento a destra che Renzi promuove. Peraltro Casson era in maggioranza con Letta fino all'altro giorno e comunque con Alfano, quindi non è che sia cambiato poi molto, a dire il vero. È cambiato solo il primo piano, lo specchietto per le allodole, diciamo. Poi tutto il resto è uguale a prima. Ristoranti toscani e vinerie, questo però è un pezzo imperdibile. C'è anche la mappa, googlizzata, c'è la mappa di Roma, la Roma di Matteo, perché Matteo Renzi quando va a Roma dove va? È importante saperlo, così facciamo un po' di pubblicità anche. Ristoranti toscani e vinerie, è la Roma che piace a Renzi. Il premier incaricato cambia spesso hotel, ma predilige il Bernini Bristol. Per quanto riguarda i ristoranti toscani, qualche indicazione c'è a pagina 9 della Stampa. Cosa faremmo noi senza i giornali? Come potremmo sopravvivere senza queste informazioni fondamentali? A pagina 14 invece di Repubblica, stamattina non sono riuscito a trovare, me ne scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma non sono riuscito a trovare nulla di interessante nelle prime 13 pagine di Repubblica. Per qualcosa che si approssimi all'interessante, si va a pagina 14, secondo me, laddove si parla delle idee, parola grossa, comunque delle idee che il nuovo che avanza ha intorno all'istruzione, la scuola e l'università. Ci vuole una laurea ad hoc per diventare professori, è l'idea del PD di Renzi che vuole cambiare la scuola. Adesso io non sono molto ferrato, sono parecchio ignorante sotto moltissimi profili, in particolare su quello della scuola, però mi pare che ci sia già la previsione di una laurea ad hoc per fare l'insegnante. Ad ogni modo si vede che la vogliono rafforzare. Il piano è docenti selezionati dai presidi e deroghe alla legge Fornero sulle pensioni. Stabilizzazione del precariato in pochissimi anni, e questo significa anche un po' di quattrini da cercare in più per stabilizzare i precari. Nuove assunzioni, e significa anche questo altri quattrini, con concorsi gestiti dalle scuole, revisione della legge Fornero per gli insegnanti e una laurea ad hoc per insegnare. È il PD di Renzi che inizia dagli insegnanti.
La moglie è insegnante di Renzi ed è una mezza rivoluzione che punta sul merito per far uscire dalle secche di una crisi economica senza fine il paese. Qua ci ha messo dentro di tutto, dall'assunzione dei precari nella scuola si rilancia l'economia dell'Italia, c'è dentro di tutto. Non è male, questo articolo in effetti valeva la pena di superare le prime 13 pagine di Repubblica per arrivare alla 14ª, laddove scopriamo il progetto renziano per l'istruzione. Il documento su cui sta lavorando il responsabile scuola e welfare della segreteria del PD, Davide Faraone, e che Repubblica anticipa oggi, è pieno di importanti novità che, stando alle intenzioni di Renzi, dovrebbero trovare attuazione in tempi brevi, comunque non prima del quarto-quinto mese, perché i primi 4 sono destinati a cambiare l'Italia. L'ha già detto, no? Quali sono le prime 3 tappe, e Renzi 3-4 mesi se ne vanno per... Quindi la scuola quantomeno viene dal quinto in poi ci vuole il quinto mese la scuola e il 7° mese Iddio si riposò, no? Come scriveva la Bibbia, erano giorni all'epoca. Renzi è un po' più lento, ci mette qualcosa di più, perché secondo me doveva annunciare la riforma del fisco il lunedì, la riforma del lavoro il martedì, la riforma istituzionale il mercoledì, la riforma della scuola il giovedì, e il venerdì il buon Dio si riposò. Sempre poi da Repubblica, andando a pagina 27, va segnalato l'articolo di Fabio Tonacci sulla questione dei tassisti incazzati contro le app degli smartphone e contro il car sharing. Perdiamo un cliente su 3. Da Milano a Napoli, scioperi selvaggi e proteste, mentre per la pagina economica di Repubblica 15.000 avvocati oggi in piazza. I costi della giustizia sono più che raddoppiati, denunziano gli avvocati. Cittadini beffati da scelte classiste, basta con le riforme spot. 3 giorni di sciopero, protesta nazionale a Roma, contro il disegno di legge del governo. Una riforma che pone nuove barriere economiche alla giustizia e che limiterà il numero dei processi, forse risolvendo il problema del sovraccarico dei tribunali, ma solo perché saranno in pochi a potersi economicamente permettere di ricorrere al giudice. 15.000 avvocati sono scesi in piazza a Roma contro il disegno di legge per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, approvato il 17 dicembre dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame del Parlamento. Un corteo molto ordinato, quasi tutti gli avvocati indossano la fascia tricolore a difesa della democrazia, per ricordare che la giustizia è un diritto costituzionale fondamentale. Solo dalla Campania siamo in 2000, eccetera, eccetera. Sono soprattutto 4 gli aspetti del disegno di legge che gli avvocati contestano e dei quali non hanno potuto discutere col ministro uscente e Cancellieri perché non voleva riceverci, dice il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Quello che indigna gli avvocati è la sentenza a pagamento. O mi accontento del dispositivo, oppure, se voglio conoscere le motivazioni per poter impugnare la sentenza, devo pagare per la seconda volta il contributo unificato e i diritti di cancelleria. E questa sinceramente è una cosa dell'altro mondo, onestamente, perché già pago all'inizio, devo pagare una seconda volta per conoscere le motivazioni. O mi accontento del dispositivo succinto, o se voglio conoscere le motivazioni, che è fondamentale per poter ricorrere, devo pagare di nuovo. Ha previsto il governo in questo provvedimento del 17 dicembre scorso. Molto contestata anche l'istituzione del giudice unico in appello, perché la presenza del collegio, costituito da 3 giudici, è una garanzia maggiore per il cittadino. E poi c'è la norma che prevede una consulenza tecnica di parte obbligatoria prima di iniziare il processo per le materie a elevato tasso tecnico. Una norma illiberale, dicono gli avvocati, perché limita l'accesso alla tutela dei diritti delle parti che non hanno i mezzi economici sufficienti per permettersi un consulente. Sotto accusa anche l'istituzione di una sanzione a carico dell'avvocato, pecuniaria, se il giudice valuta la causa temeraria, cioè priva di fondamento giuridico. Così si intimidisce il difensore, protestano gli avvocati, perché lo si colpisce economicamente. Chiudiamo con 2 pagine di Repubblica prima della pubblicità dedicate a Carolina Kostner, l'angelo azzurro, finalmente felice, è il bronzo della bellezza, secondo me veramente si meritava l'oro, straordinaria per eleganza, grazia e efficacia, atleta
fantastica, 27 anni, Carolina si sente stanca, ho scalato la mia montagna, basta allenamenti, sono esaurita, dice la Costner a Repubblica. Ottava medaglia azzurra a Sochi nella gara più attesa, la magnifica Costner, scrive Repubblica, si prende uno storico podio, inseguito per tutta la carriera, ma la giuria è nella bufera, oro alla russa Sotnikova. Ogni giorno ho pensato di non farcela, dice Costner intervistata da Mattia Chiusano, ma è stata l'Olimpiade che sognavo. Penso di aver lasciato tutta me stessa sul ghiaccio. Magari farò qualche gara, dipende dalla direzione che prenderò nella mia vita. Ho scalato la mia montagna, ma sono esaurita. E lasciamo Repubblica per andare alla pubblicità, alle previsioni del tempo, consigli per gli acquisti, anche sì, e poi andiamo bel caffè, adesso ci facciamo un bel caffè con sigaretta per essere politicamente e salutariamente scorretti e poi ci vediamo le altre prime pagine di oggi. Il pensiero, l'innovazione.
Altra gente. Torniamo allora alle prime pagine di oggi con l'Unità, che apre ovviamente sul governo Renzi. L'ultima sfida, stallo nel vertice sul programma per il Ministero dell'Economia in gara Del Rio, Padoan, Tabellini. La vignetta di Staino: Claudio Velardi chiede a Renzi di assumere un piglio da vero condottiero. Velardi, già consigliere di D'Alema: che carino, tenta di fargli fare la fine di D'Alema. A pagina 4 dell'Unità invece l'intervista al già citato Davide Faraone, responsabile welfare della segreteria del PD. Matteo non si fa imbrigliare, o si cambia o si vota, dice Faraone. Chi si mette di traverso non si mette contro Renzi, ma contro gli interessi del paese. Scatta la solita automatica identificazione tra il messia di turno e gli interessi del paese. Cioè, se tu vai contro Renzi, non è che vai contro di lui, vai contro gli interessi dell'Italia. Capito? Il nuovo che avanza come ragione, esattamente come il vecchio. Mentre c'è un'altra intervista sull'Unità di oggi a Giuseppe Lauricella. Vi domanderete chi è costui? È un po' il Carneade di turno, e in effetti lo è comunque il deputato del PD che è diventato l'eroe del nuovo centrodestra di Alfano, perché si è inventato un emendamento in base al quale la nuova legge elettorale, l'Italicum, non può essere concepita prima dell'abolizione del Senato. Abolire il Senato significa riformare la Costituzione, che è un percorso lunghettino abbastanza. È necessaria una norma di salvaguardia, dice il Lauricella. Suo malgrado, o forse no, nella sede del nuovo centrodestra sta prendendo forma un busto in suo onore, intitolato a Giuseppe Lauricella, deputato del PD, palermitano, avvocato, professore di diritto pubblico e costituzionale. Ciumbia: parliamo dell'uomo che tese la mano ad Alfano e forse ne salvò l'onore. Può sembrare una roba tra siciliani, scrive Claudia Fusani su Repubblica. È invece la storia minore, ma verissima, di questo faticoso e turbolento avvio del primo governo Renzi. Lauricella, infatti deputato di prima nomina, ha escogitato l'emendamento 2.8 alla legge elettorale, che adesso Alfano mette come condizione per far nascere il governo e che vincola l'approvazione della legge elettorale al monocameralismo, cioè alla cancellazione del Senato. Al di là dell'aggancio tra le due leggi, c'è la necessità, dice l'onorevole Lauricella, di avviare un percorso di riforme completo e costituzionalmente corretto. Il testo della riforma elettorale, chiamato Italicum, può essere addirittura dannoso se insieme non viene riformato il Senato. Dannoso perché elimina le minoranze esterne ed interne. Da un punto di vista costituzionale e del pluralismo democratico è ancora peggio del Porcellum, dice l'avvocato Lauricella, e qui peraltro gli va data ragione. Che c'entra vincolare Italicum e riforma del Senato? Per evitare scherzetti, risponde Lauricella. Non fidandomi di nessuno, ho inteso cautelare il percorso delle riforme con una clausola di salvaguardia che consenta di portarlo a conclusione. Dobbiamo aggiustare questo sistema o solo mettere delle toppe? Non mi fido che venga approvata una legge elettorale sbagliata e andiamo a votare tra pochi mesi con un sistema dannoso. Quindi prima abolire il Senato o riformarlo e poi la legge elettorale. Con ciò lasciamo l'Unità e andiamo a vedere invece la prima pagina del Manifesto. Il quotidiano comunista apre con questo titolo: Macerie d'Europa, il più grande paese del vecchio continente, l'Ucraina, è sull'orlo della guerra civile. A Kiev sarebbero oltre 100 i morti, centinaia i feriti. Il presidente Yanukovych annuncia lo stato d'emergenza. L'Unione Europea alla fine decide le sanzioni contro governo e opposizione. A pagina 2 del Manifesto c'è il commento di Guido Caldiron. È l'estrema destra nella piazza ucraina che vuole l'escalation. Minoritari ma organizzati e in grado di determinare gli scontri. Nazionalisti, neonazisti, skinhead e ultra della Dinamo Kiev sulle barricate. Cosa vogliono i nazionalisti di Kiev? All'indomani delle giornate più sanguinose della recente storia dell'Ucraina indipendente, governo e opposizione si rimpallano la responsabilità di quel che è accaduto, scrive Caldiron. Le armi da fuoco hanno cominciato ad affiancare sanpietrini e bottiglie Molotov anche dietro le barricate degli oppositori a Yanukovych. Chi li finanzia? La Germania. Già in Kosovo ha mostrato il suo potenziale, diciamo così, finanziatorio, e anche adesso
e in rapporti stretti con almeno uno dei capi della rivolta. Secondo l'SBU, i temibili servizi di sicurezza, i manifestanti disporrebbero di 1500 tra pistole e fucili razziate in caserme e commissariati. È guerra. E in molti ora si stanno chiedendo se non ci sia il rischio che i settori più radicali della protesta, spesso gruppi di estrema destra, possano prendere il sopravvento su un movimento fin qui molto articolato. Secondo gli inviati dei media europei, a differenza di quanto accaduto nel 2004, quando la cosiddetta rivoluzione arancione aveva trovato una leadership intorno alla figura di Yulia Tymoshenko, peraltro una figura molto ambigua, una zarina del gas pure lei, ha cercato di fare affari a danno del paese con la Russia di Putin, salvo poi capottare il discorso. Comunque, quella che va sotto il nome di Euromaidan, scrive oggi sul manifesto Caldiron, è una rivolta per molti versi acefala, dove alla scarsa presa sull'opinione pubblica dei diversi esponenti dei partiti dell'opposizione si accompagna il ruolo ambiguo e pericoloso giocato dalla destra radicale. L'oligarchia dell'Ucraina intanto ora prende le distanze dal presidente Yanukovych, scrive ancora sul manifesto Matteo Tacconi, potrebbero portare il campo presidenziale all'implosione i cosiddetti poteri forti ucraini, i magnati che cercano una soluzione negoziale che salvi soprattutto i loro patrimoni. Quanto invece alla politica interna, il manifesto si occupa della formazione del nuovo governo e della trattativa. Bisogna chiudere ad ogni costo posizioni distanti fra Renzi e Alfano, ma accordo obbligato, scrive il quotidiano comunista. Il governo dei conflitti di interesse debutta con un vertice di maggioranza al quale siede anche Vito Gamberale. Questa è la notizia di oggi. Partner di De Benedetti per le frequenze televisive. Fallisce sulla legge elettorale il summit in stile Unione, il nuovo centrodestra minaccia l'impossibile e Renzi decide da solo. Ma vediamo un po' meglio l'articolo di Andrea Fabozzi sul manifesto. Come quando i governi tramontano, scrive Fabozzi. Il vertice di maggioranza sul programma rapidamente sterza sulle formule politiche e fallisce. I partiti che allora chiedono al capo della coalizione di intervenire per chiarire la natura, il perimetro della coalizione. È un classico della crisi ancien régime. E il leader, che è un presidente del Consiglio ancora solo incaricato, che si ritrae, perché questa è appena l'alba di un governo che tenta la magia di innovare con l'appoggio della vecchia maggioranza e che dovrebbe lanciare la carriera del segretario del PD grazie al contributo determinante del vecchio Berlusconi. E la maionese impazzisce. L'uomo che ha il compito di moderare l'irruente Renzi, il tranquillo del Rio, perde la calma, si alza e lascia il tavolo della coalizione. Gli ingredienti per il fallimento ci sono tutti, perciò sarà un successo, scrive il manifesto con apparente paradosso. Renzi ha dovuto ingoiare il vertice di maggioranza preventivo, ma non ci va. Ne scarica il peso sul braccio destro del Rio. Sono allergico, ha detto Renzi, ma intanto lo subisce, nota Fabozzi. Si presentano in 20 per 9 partiti. C'è un po' di tutto. E guarda un po', al vertice per la formazione del governo, questa è bella, questa è veramente bella, al vertice per la formazione del governo Renzi, chi ti si presenta? Il manager ex Telecom Italia, Vito Gamberale, fa parte della delegazione dei socialisti. Si tratta dell'amministratore delegato oggi del fondo di investimento F2I. Il fondo di investimento di Vito Gamberale è in trattativa con il gruppo L'Espresso Rete A di De Benedetti per la nascita del nuovo operatore delle frequenze digitali televisive. L'asta è un affare in corso. Scavalla dal governo Letta a quello nascente di Renzi. E quella di Gamberale, che in portafoglio ha anche quote dell'Enel e della SEA, la società che controlla gli aeroporti di Milano, è una presenza al primo vertice di maggioranza che certo non contribuisce ad allontanare l'ombra di Carlo De Benedetti da Matteo Renzi, vedi il caso Barca dei giorni scorsi. Nella sede dove Del Rio è ancora ministro, le fila dei partiti riportano a galla il ricordo dei supervertici dell'unione di Prodi che fu. Memoria di piombo nelle ali di Matteo Renzi. Si dovrebbe parlare di contributi al programma, ma Del Rio spiega che il programma è già scritto, non può essere consegnato alle delegazioni
perché Matteo non lo ha ancora vidimato. Anche questo è interessante, vero? Il programma è già scritto, allora non può essere consegnato alle delegazioni che dovrebbero formare il governo perché Matteo non lo ha ancora vidimato. Ma allora di che cavolo stanno discutendo? Vabbè, si conferma come al solito che il cittadino è proprio non l'ultima, ma dietro l'ultima ruota del carro. Devono approvare senza leggere, allora. E così non c'è il rischio che il testo finisca ai giornalisti. Partono le opinioni in libertà, che siano quasi tutte diverse non spaventa nessuno, perché sono le larghe intese. Non sarà per qualche divergenza sui diritti civili che il governo si bloccherà e nemmeno per le idee diverse in fatto di mercato del lavoro. Il problema sono le larghe sottointese tra Renzi e Berlusconi, quello che si sono detti nel corso della consultazione più lunga e quello che il leader di Forza Italia ha fatto intendere di aver detto a Renzi nel pubblicizzato colloquio riservato. I berlusconiani non migliorano le cose mettendo in circolo una previsione di Berlusconi: entro un anno si va a votare. È il fantasma della maggioranza nascosta, quella che può servire per approvare la legge elettorale ammazza piccoli partiti e poi correre al voto, se non in autunno, nella prossima primavera. Il fantasma che terrorizza Alfano, la maggioranza palese, Alfano. Da qui la richiesta, condivisa da altri centristi, di un chiarimento sul perimetro della coalizione. Se Berlusconi è fuori, fuori deve stare, dice Alfano. Il governo non è ancora nato e già serve il chiarimento, la verifica. La strada è sempre quella dell'emendamento Lauricella all'Italicum, ne abbiamo parlato prima. Legare la riforma elettorale all'approvazione, campacavallo, della riforma del Senato, mossa tattica che ha anche un senso logico, altrimenti si dovrebbero prevedere in astratto 2 ballottaggi, secondo l'Italicum, uno per ciascun ramo del Parlamento. Renzi non vuol mettere nulla, nero su bianco, considera di aver già detto tutto parlando di riforma del bicameralismo e legge elettorale. Rassicurazioni verbali, quante se ne vuole. Al telefono non si nega ad Alfano, ma non lo incontra fino a tarda sera. Paradossale, scrive ancora Andrea Fabozzi sul Manifesto, che il governo eventuale litighi su una materia di stretta competenza del Parlamento che c'è. Ma le tensioni abbondano, sono anche sui ministri. Le posizioni vengono presentate come inconciliabili. Entro sabato dovranno conciliarsi. Deciderà Renzi, consapevole com'è che Alfano non ha un piano alternativo all'alleanza del PD. Quindi Alfano può sbraitare, ma che fa? Tira una corda che non si può spezzare il signor Alfano. È per questo che di fronte alle richieste Del Rio si alza e se ne va, prendendo a pretesto il tweet dell'alfaniano Sacconi che ha scritto: ci sono molte criticità nel programma di governo. Il PD non concederà un bis, a meno che non decida di impantanarsi per un'altra settimana. L'appuntamento di Renzi col Colle e con la storia è domani. E intanto Renzi ha visto Montezemolo e ha previsto poche ore e chiudiamo. Carina quella di Gamberale, così come quella del programma che è già scritto, dice Del Rio, per cui non c'è niente da negoziare. Contributi ai programmi zero, perché il programma è già scritto. E allora i delegati degli altri partiti gli dicono faccelo vedere e lui dice no, perché Matteo non l'ho ancora vidimato. Questo è lo stato dell'arte, è il nuovo che avanza. Mentre sempre dal Manifesto Tabellini, il professor Tabellini, Guido, impredicato di diventare ministro dell'economia forse, è il candidato di Napolitano che odia coalizioni e larghe intese, quindi probabilmente non diventerà ministro dell'economia. Comunque lasciamo il Manifesto con una segnalazione dell'inserto del Manifesto: sbilanciamo l'Europa. L'inserto di sbilanciamoci.info è il quarto inserto annuale. Meno attenzione per Parigi e le periferie europee, più legami con la City di Londra. Questo è il segno del renzismo in arrivo, come da titolo dell'inserto del Manifesto di oggi. Più legami con la City di Londra, il sostegno dall'alto di un blocco di interessi che va dalla rendita finanziaria e immobiliare di Confindustria fino alle imprese con l'acqua alla gola, populismo rottamatorio, cosa si intravede all'orizzonte del nuovo governo. La Terza Repubblica è il titolo del commento di sbilanciamoci.info. L'ascesa di Matteo Renzi a Palazzo Chigi inaugura una nuova fase della politica italiana
è avvenuta attraverso un colpo di palazzo e in questo il giovane Renzi si è rivelato genuino erede della democrazia cristiana. È avvenuta attraverso una personalizzazione estrema dell'azione politica, col sostegno unanime di giornali e televisioni, e in questo Renzi continuatore di Berlusconi. È avvenuta con la retorica del nuovismo, la promessa di una grande riforma al mese, che nasconde il vuoto di contenuti, e in questo Renzi ripercorre le orme di Tony Blair quando prese la guida del New Labour e del governo britannico. Queste tre eredità, scrive Sbilanciamoci, inserto del manifesto di oggi, comunque interessante, queste tre eredità sono alla base del progetto politico espresso da Renzi e riflettono bene il blocco di interessi che il nuovo leader rappresenta: il ceto conservatore dell'Italia profonda, il mondo delle imprese protette dallo Stato, con la rendita immobiliare in testa, la finanza internazionale della City e la sua agenda liberista. La via che Renzi percorre è lastricata di successi. Ha rottamato il vecchio nel PD, ha un accordo di ferro con Berlusconi sulle riforme, ha l'appoggio di Confindustria e della grande finanza oltre i confini italiani, che gli ha regalato spread in calo e rating in rialzo. Ma il suo capolavoro è l'immagine di dinamismo che trasmette la possibilità, o meglio, la promessa di una possibilità di cambiamento anche nella palude Italia. Ci hanno creduto 2 milioni di elettori PD che l'hanno scelto nelle primarie. Ci credono molti giovani esasperati dall'immobilità del paese e ci potrebbe perfino credere un gruppo di imprese e banche che potrebbero tornare a investire regalando una mini ripresa dell'economia. Forse ci crede lo stesso Renzi, che pensa di avere i margini per grandi operazioni e di poter sforare il vincolo del 3% nel rapporto deficit-PIL. I risultati del suo governo andranno valutati nel merito, ma la sua via resta cosparsa di trappole, quelle della vecchia politica italiana e della rigidità della politica europea. Dove potrà condurci, si domanda Sbilanciamoci.info, quest'uomo solo al comando? Nel suo documento per il congresso PD, Renzi aveva promesso di superare l'austerity. Ora si dice che prima bisogna fare riforme e tagli, ma perseverare nell'austerità significa aggravare la depressione e scivolare sempre più ai margini dell'Europa. L'altro articolo nell'inserto del manifesto è a firma di Mario Pianta, dedicato alla politica economica del nuovo governo Renzi. Per capire la politica economica del governo Renzi si è tentati di partire dalla sua intervista al Foglio di Giuliano Ferrara dell'8 giugno 2012. Dimostreremo, disse Renzi, che non è vero che l'Italia e l'Europa sono state distrutte dal liberismo, ma che al contrario il liberismo è un concetto di sinistra e che le idee degli Zingales, dei Blair, degli Ichino non possono essere dei tratti marginali dell'identità del nostro partito, ma ne devono essere il cuore, disse Renzi. L'economista della Chicago School, Luigi Zingales, peraltro consigliere di amministrazione di Telecom Italia, è ora vicino agli ultraliberisti di fermare il declino. Pietro Ichino è senatore di Scelta Civica. Tony Blair è il consigliere dei governi di Albania, Kazakistan e Colombia. Questo è il nuovo mestiere di Blair, oltre a fare il conferenziere strapagato. Fa il consigliere dei governi di Albania, Kazakistan e Colombia. Tuttavia il quadro è molto più complicato. L'orizzonte economico del renzismo, scrive Mario Pianta, ha 4 punti cardinali. Il primo è l'ancoraggio internazionale. Matteo Renzi è il primo leader politico italiano con un rapporto prioritario con la finanza internazionale. E dettaglio abbastanza simpatico, nel 2007, l'ho raccontato ieri il Foglio, è stato pagato dal Dipartimento di Stato americano per fare uno stage negli Stati Uniti a cura del Dipartimento di Stato americano, cioè del Ministero degli Esteri americano, che ha preso il fanciullo Renzi e se l'è portato in America per fargli fare uno stage a cura del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Pubblicità, e poi però riprendiamo questa analisi che credo sia piuttosto interessante, che compare oggi nell'inserto Sbilanciamo l'Europa, l'inserto del quotidiano comunista Il Manifesto. Hai mai sognato
2022. Torniamo all'articolo di Mario Pianta nell'inserto del manifesto di oggi, laddove si analizza in particolare la politica economica del nuovo governo Renzi. Il punto primo è l'ancoraggio internazionale, scrive Pianta. Renzi è il primo leader politico italiano con rapporto prioritario con la finanza internazionale, attraverso per esempio il finanziere di Algebris David Serra, suo stretto consigliere. La capitale della finanza, in questo caso, è la City di Londra, che si avvia a contare più di Berlino, dove Merkel già rimpiange Enrico Letta. Bruxelles resta un passaggio obbligato, ma possiamo aspettarci un Renzi meno integrato nella costruzione istituzionale dell'Unione Europea, pronto a smontarne qualche pezzo e a muoversi con mani più libere. Nessuna attenzione per Parigi e le periferie dell'Europa, dove Roma potrebbe diventare un importante contrappeso rispetto a Berlino. La regola numero 1 della finanza è che il cartello lo fanno i creditori, tutti insieme contro chi è in debito, preso da solo, scrive Pianta. Guai ai debitori che osassero coalizzarsi, e il governo Renzi riconosce che i poteri della finanza hanno la precedenza sugli interessi materiali del paese più indebitato d'Europa, l'Italia. Il secondo punto cardinale del renzismo è il sostegno interno da parte del blocco di interessi che lo appoggia dall'alto. Rendita finanziaria e immobiliare. Le grandi imprese protette dallo Stato, dalle banche a Mediaset, dall'energia alle telecomunicazioni. Confindustria e parte di piccole imprese con l'acqua alla gola, scivolando nel ceto medio impoverito, che teme di perdere quel poco che ha, più di quanto immagini di poter ottenere in più da lavoro, conoscenza e investimenti. Resta da vedere come si collocheranno gli interessi che soprattutto nel mezzogiorno d'Italia sconfinano con l'economia criminale. Il renzismo eredita così buona parte del blocco di interessi garantiti dal berlusconismo e ne raccoglie la bandiera unificante dell'ostilità alla tassazione dei patrimoni. Ma nel renzismo c'è qualcosa in più, il rinnovamento della seduzione imprenditoriale esposta alla Leopolda, da Italy alla moda, un'economia dell'offerta che promette protagonismo a giovani e nuove imprese, temi del primo Berlusconi poi sotterrati da decenni di potere. Il terzo punto cardinale è il radicamento dal basso. Può questo blocco di interessi, si domanda Mario Pianta, trasformarsi in un blocco sociale che alimenti il consenso al renzismo? Questo è il compito più difficile. Un italiano su 6 oggi è senza lavoro. Tra chi lavora 1 su 4 è precario, l'industria ha perso 1/4 della produzione rispetto a prima della crisi del 2008, la povertà in aumento. L'agenda economica di Renzi garantisce il 10% più ricco del paese, che possiede metà della ricchezza. Come si può convincere almeno 1/4 di italiani impoveriti che ciò che fa bene ad Alain Elkann fa bene anche a loro? Qui non c'è nulla da inventare, è un gioco riuscito a Ronald Reagan 35 anni fa e ha funzionato abbastanza bene in tutto l'Occidente, berlusconismo compreso. Si smontano le identità e gli interessi collettivi, le comunità locali, le reti di solidarietà e si spiega a tutti che siamo individui, che dobbiamo cogliere le opportunità dei mercati globali, siano queste le speculazioni sui derivati o l'emigrazione per fare le pizze a Berlino. Lo Stato e le sue tasse sono il nemico principale. Se le opportunità si rivelano illusioni, come succede in Italia da 20 anni, sarà solo colpa nostra. La politica non ha più la responsabilità di garantire sviluppo, diritti, uguaglianza. Il quarto punto cardinale è il più efficace, conclude Pianta, il populismo. Finora c'è stata la rottamazione della vecchia politica, rottamazione fra virgolette. Ora verranno nuove, disinvolte operazioni per impaurire e convincere i perdenti che potrebbero perdere molto di più. Giovani precari a cui distribuire qualche briciola contro vecchi definiti garantiti ai quali togliere diritti. L'efficienza del privato contro la burocrazia pubblica e naturalmente gli italiani da tutelare contro gli immigrati. La politica e l'economia sono trasformate in caricature, buone per la dichiarazione del giorno in TV. Gli argomenti possono rovesciarsi da un giorno all'altro, retorica e contenuti sono dissociati, accordi e alleanze sono guidate dall'opportunismo. Con una bussola di questo tipo, conclude Pianta, il renzismo non ha nulla in comune con la tradizione socialdemocratica e l'esperienza delle coalizioni di centrosinistra,
Margaret Thatcher pensava che il suo risultato politico più importante fosse la nascita del New Labour di Tony Blair, costretto a trascinarsi nel mondo moderno, a sostenere il mercato, le privatizzazioni, la riforma delle leggi sul lavoro e meno tasse su individui e imprese. Berlusconi potrebbe presto dire lo stesso di Matteo Renzi. Il punto di vista è di sinistra, ma comunque è interessante nell'inserto del manifesto. Il Giornale apre la sua prima pagina invece con questo titolo, che anche questo la dice abbastanza lunga, sempre sapendo leggere tra le righe ma neanche troppo: sminati Alfano e compagnia, respinto l'ultimo assalto dei partitini. Adesso però viene la frase bella: tiene l'asse tra Renzi e Berlusconi. Tiene l'asse tra Renzi e Berlusconi. E all'economia spunta un uomo di D'Alema, Padoan, presidente dell'Istat, torna in pista a Montezemolo. Commento del direttore Alessandro Sallusti in prima pagina. La pagina più triste di queste trattative per la formazione del governo non è stato l'incontro-scontro Renzi-Grillo, in fondo un momento di teatro folklore. Il punto più basso, ieri, mi sarebbe piaciuto, quello sì, vederlo in diretta streaming, tra il gigante PD e 8 partitini che elemosinavano poltrone con un'arroganza che nulla ha a che fare con la democrazia. Renzi, ottimo segnale, si è rifiutato di partecipare, delegando il povero Del Rio, braccio destro, in questo caso vittima sacrificale. 1000 volte meglio gli insulti di Grillo in versione fascistoide che la questua di questi grigi burocrati della politica di seconda fascia. Ma le avete viste le facce di Alfano, Schifani, Sacconi? Cani bastonati nello sguardo, sprezzanti a parole. Erano abituati a essere ricevuti con rispetto, a trattare con la forza e la dignità di chi appartiene a un grande partito, PDL o Forza Italia, che poi non era merito loro, ma discendeva dall'essere nella squadra di quel matto di Berlusconi che li aveva inventati e sopportati. Erano querce, ora sono cespugli, non se ne rendono conto, scrive Sallusti. Dal basso del 3% di italiani che rappresentano, pretendono di dettare legge su nomi, programmi, tempi del governo. Non han capito che la musica è cambiata. Vi sembra normale che il 97% del paese debba adeguarsi alle scelte del 3%? Ma che democrazia hanno in testa? C'è solo da sperare che Renzi non molli, conclude il direttore de Il Giornale. In questo continua a dargli una mano Silvio Berlusconi, che anche ieri ha ribadito stima a Renzi e incoraggiamento al premier designato. Il patto sulle riforme, firmato tra Renzi e Berlusconi, sta tenendo agli assalti finali del caravanserraglio. In caso di emergenza nulla è escluso. Del resto, o si dà adesso la spallata alla dittatura delle minoranze, oppure addio per sempre alla speranza di cambiare il paese. Questione di poche ore, quello che accadrà dopo si vedrà, sarà tutt'altra storia. Così la mette il direttore del Giornale. Sempre poi dal Giornale in prima pagina: ennesimo suicidio vicino a Napoli, panettiere ucciso dalla burocrazia, la moglie gli dava una mano in negozio, multa da 2000 euro, lui si toglie la vita. E poi le rivelazioni di Sgarbi. Ho sentito i nastri distrutti delle conversazioni di Napolitano con Nicola Mancino, trattativa Stato-mafia. La questione: Napolitano insultava Ingroia, dice Sgarbi sul Giornale. Vittorio Sgarbi lascia cadere una bomba sulle intercettazioni della Procura di Palermo, i colloqui Napolitano-Mancino, andate al macero. Mancino confidò le sue paure sull'inchiesta. In quelle telefonate non c'è nulla, il Quirinale ha diritto alla privacy. E critica Ingroia Napolitano. Ma poi c'è il pezzo di Fausto Biloslavo in prima pagina sul Giornale dedicato all'Ucraina. Le scene di guerra in Europa dopo la mattanza dell'ex Jugoslavia sono un pugno allo stomaco, anche se la gente comune non capisce bene cosa stia veramente accadendo in Ucraina. Non è come ce la raccontano per imbambolarci gli intellettuali militanti stile Bernard-Henri Lévy, che si sono innamorati della primavera araba e vorrebbero importarla a Kiev. Non è una lotta impari fra democratici manifestanti che inseguono l'Europa unita e cattivoni del regime sodali dei russi. È difficile separare buoni e cattivi da una parte o dall'altra. All'inizio, 3 mesi fa, scrive Biloslavo, le manifestazioni erano pacifiche in nome dell'utile cavallo di battaglia della mancata firma del presidente Yanukovych all'integrazione verso l'Europa. Adesso è una lotta per scalzare il regime e conquistare il potere. Non solo. Molti dei combattenti di queste ore a Kiev hanno un'idea di Europa tutta loro, diversa, se non opposta, a quella dei burocrati di Bruxelles.
L'opposizione più moderata, tra virgolette, ha alle spalle colossi come la Germania e la Polonia, che giocano una partita antirussa. La famosa piazza Maidan, scintilla della guerra civile, è paragonabile a Piazza Duomo a Milano per importanza. Immaginate che sotto la Madonnina dei ribelli in mimetica comincino a erigere barricate isolando un'area di 2 chilometri quadrati. E sotto Galleria Vittorio Emanuele a Milano dei ragazzotti in tenuta da combattimento arruolino volontari per le brigate nere che libereranno l'Italia dai comunisti fuori tempo massimo. A Kiev, nel municipio occupato, accadeva lo stesso con l'UPA, l'esercito di liberazione ucraino che durante la Seconda Guerra Mondiale combatté contro i sovietici. Inevitabile che di fronte allo stallo del negoziato politico i duri di Maidan abbiano deciso di marciare sul Parlamento. Lo scontro con la polizia è degenerato in pistolettate, morti e feriti, la piazza piena di arsenali nascosti. Un déjà vu con il crollo sanguinoso della Jugoslavia, ma a Kiev manca il fattore etnico, sostituito dal solco fra l'Ucraina occidentale antirussa e quella orientale filorussa. Non a caso Leopoli, capitale dell'Occidente, e altre città sono in mano ai rivoluzionari. Mentre nella Crimea, dove il Cremlino ha una base con sommergibili nucleari, partono per la capitale i militanti filoregime. Kiev sta in mezzo. I miliziani anti-Maidan, pure loro armati, nei giorni di calma innalzavano cartelli con scritto ex Jugoslavia, Tunisia, Libia, l'Ucraina è la prossima. Le ingerenze americane, come quelle russe, non mancano, ma hanno superato le ingerenze degli Stati Uniti il livello di guardia, con l'aggravante di continuare a raccontarci solo di manifestanti europeisti ammazzati dalla polizia e non degli agenti uccisi sull'altro fronte. In realtà è in atto una battaglia cruenta della nuova guerra fredda tra Washington e Mosca. Il problema è che non si muore nel lontano Afghanistan, ma a Kiev, in Europa, scrive Biloslavo sul giornale. Passiamo però anche alla prima pagina di Libero. Qui ci sono due questioni in taglio alto, o meglio, la questione di Sanremo, crollo degli ascolti, il commento di Selvaggia Lucarelli, il festival dei morti viventi, ma il flop lo pagheremo noi, perché la Rai dovrà ridare i soldi agli sponsor. Fazio e Littizzetto mettono in scena uno spettacolo tristissimo, a milioni fuggono dal video. E che errore spegnere l'informazione, i programmi di informazione sulle altre reti per paura di Sanremo, scrive Alessandra Menzani. Il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, invece si occupa dello spreco di soldi pubblici che continua. Tutti ne parlano, ma i tagli promessi sono soltanto dei fantasmi. Sulla spending review, bandiera bianca. Fin da Monti, i tagli alla spesa sono il mantra dei governi, solo che di concreto c'è nulla, se non 3 commissari con le armi spuntate. E sempre dal primo piano di Libero, il pezzo di Franco Bechis, c'è anche il trucco per salvare il Senato. Caro Matteo Renzi, scrive Bechis, se pensavi che abolire il Senato con un tratto di penna fosse una passeggiata, scordatelo, perché noi senatori non ci facciamo cancellare per i tuoi giochetti. E poi costiamo la metà di quel miliardo di risparmi di cui ti sei vantato. Se vuoi fare le cose sul serio, l'idea buona te la offriamo noi. Cancella la Camera dei Deputati, che giusto 1 miliardo all'anno viene a costare. Un'altra farsa, scrive Bechis. Il Senato che vuol tagliare la Camera. È un trucco per salvare tutti e due. Un disegno di legge costituzionale di 15 senatori di ogni schieramento propone l'abolizione della Camera dei Deputati, perché costa il doppio di noi, dicono i senatori. In realtà è una minaccia a Renzi. Se tocchi la casta ti impaludiamo. L'idea provocazione al premier incaricato è venuta a un socialista che in Senato ci è arrivato proprio con il PD, Enrico Buemi. È stato lui l'ideatore di questo disegno di legge per abolire la Camera dei Deputati. In men che non si dica, ne è nato un disegno di legge costituzionale che sta facendo furore a Palazzo Madama. È diventato un testo trasversale. L'hanno firmato Luigi Marino, Scelta Civica, ora passato ai Popolari per l'Italia di Mario Mauro, Ulisse Di Giacomo del Nuovo Centrodestra, Serenella Fucsia del Movimento 5 Stelle, e Marino Mastrangeli, il primo espulso da Beppe Grillo insieme al gruppo di Autonomia e Libertà, insomma un disegno di legge trasversale. E per chiudere dalla prima pagina di Libero, in provincia di Padova uccide la moglie a coltellate, indagati per omicidio gli psichiatri
che lo curavano. Poi c'è il pezzo di Giacomo Amadori sulla sicurezza a Roma. Chi vigila su ospedali, ambasciate e metro? Un uomo della banda della Magliana. Questa storia sembra la sceneggiatura di un film, scrive Amadori, ma non lo è. Al centro della vicenda c'è il più importante istituto di vigilanza privato di Roma, sullo sfondo la banda della Magliana. Chi passeggia per Roma può incrociare le auto bianche dell'Istituto di Vigilanza Città di Roma Metronotte SRL, già cooperativa. I suoi uomini in divisa antracite sono visibili in via Veneto davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, ma i vigilantes del gruppo, oltre 700, sono sparpagliati per tutta l'urbe. Sono davanti ai palazzi del potere, custodiscono gli ospedali più importanti, Metropolitana, Banca d'Italia, RAI, sedi diplomatiche. Sintesi, la sicurezza di Roma è in mano al vigilante in odor di banda della Magliana. È l'agenzia che protegge i palazzi del potere. Condannato con Nicoletti, cassiere della banda della Magliana, Fabrizio Montali è ora indagato in quanto patron, senza figurare, dell'istituto di sorveglianza Metronotte. Assieme a Nicoletti, Montali è stato condannato per usura, prescritta l'accusa di essere un prestanome del bandito, ora indagato per evasione fiscale milionaria e buco da 10 milioni di euro. L'Istituto Città di Roma sorveglia l'ambasciata degli Stati Uniti, il Senato, Banca d'Italia e gli altri palazzi del potere. Lasciamo con ciò Libero e andiamo a dare un'occhiata al Fatto Quotidiano. In prima pagina, oltre alla mattanza di Kiev, c'è anche la politica interna. Naturalmente il governo non c'è ancora, ma già si dividono la torta. A parte il gamberale raccontatoci dal Manifesto, c'è anche Lupi che nomina all'ultimo minuto l'inquisito Incalza al Ministero delle Infrastrutture. Lupi blinda Incalza alle grandi opere, è indagato a Firenze. Confermato a capo del Dipartimento Ministeriale che si occupa delle infrastrutture, Incalza è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. L'ultimo regalo del ministro Lupi per il governo Renzi è la conferma per tutto il 2014 del capo della struttura tecnica di missione che cura le grandi opere, Ercole Incalza. Sempre poi dal Fatto Quotidiano in prima pagina, Montezemolo rifiuta l'economia, il Ministero, per la giustizia invece c'è il sì del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, il produttivissimo in termini di libri pubblico ministero di Reggio Calabria. Sul flop catodico di Sanremo, in onda l'irresistibile crepuscolo del Fabio Fazzismo, titola il Fatto, e poi per tornare alla politica, due fedelissimi del sindaco di Firenze, Lorenzo Guerini e Graziano Del Rio, sono gli ex sindaci democristiani alla corte del rottamatore. A pagina 5 invece del Fatto Quotidiano, l'intervista di Fabrizio Desposito alla berlusconiana viscerale, come si è autodefinita, Micaela Biancofiore. Silvio si rivede molto in Matteo, è rivoluzionario. È incredibile quello che mi succede, io in TV parlo a favore di Renzi e quelli di sinistra mi danno addosso comunque, dice la Biancofiore, intervistata dal Fatto Quotidiano. A pagina 6 del Fatto Quotidiano invece c'è una cosa più simpatica, Piero Fassino, sindaco di Torino, che ci ha provato durante un video di 2 imbarazzanti minuti a promuovere la sua città ai turisti americani e l'ha fatto in inglese. Proviamo a cercarlo adesso, il video di Piero Fassino che parla in inglese, Choosing Torino. Fassino riceve, poi io dovrei stare zitto perché la mia pronuncia in inglese è pessima, comunque la cosa è sempre simpatica. Piero Fassino dunque ci ha provato 2 minuti in video per promuovere Torino ai turisti americani e l'ha fatto in inglese. Fassino riceve il testimone da altri video virali. Il video di Fassino è diventato virale subito. Ieri l'Espresso lo aveva in evidenza nella home page sul sito dell'Espresso. Quelli di Francesco Rutelli erano altri video epici storici, Rutelli che invitava a visitare The Beautiful Country e quello dell'europarlamentare Gianni Pittella, candidato alla segreteria del PD. Ma Fassino è davvero inglese tra gli inglesi, o meglio, tra gli americani. Ieri era al circolo di New York assieme a decine di militanti abbastanza arrabbiati per il cambio a Palazzo Chigi deciso in una direzione di partito, al Nazareno. Fassino ha risposto che è il momento della svolta, anche se forse era meglio passare dalle urne, ha detto Fassino. Ce l'abbiamo il video di Fassino che parla in inglese? Sì, sentiamolo, poi vediamo se
L'Espresso e il Fatto hanno ironizzato a sproposito. Torino, Italy first capital, with its 2000 years of history, today stands at the heart of a major process that is transforming the territory. Following the end of the long Fordist phases as a company town that was the fulcrum of Italian industrialization, the many new souls of the city have been born and are coming to light day after day. Heralded by several symbolic events over 25 years ago, during the 90s, the metamorphosis became a concrete reality and gradually came to touch every aspect of urban life, social, cultural, and architectural. For 1 century, Torino was an industrial, productive manufacturing city, a real factory town. In the last 20 years, Torino knew great changes. We continue to be an industrial city, but at the same time, we are an important center of excellence in research, investigation, innovation, technology. We are an important great university town. We are a real capital of culture, and the last year also a touristic destination. And the urban transformation was one of the main engines of these changes. Today, investing resources and the human capital in Torino, in its 2 million inhabitants metropolitan area, in Piemonte, region in the center of Europe, means betting on a territory that has always known how to take advantage of difficult moments and periods of crisis, and that each time has improved its position on the world map and redefined its role. Choosing Torino means believing in the energy of its transformation, in the strength of its project. City of knowledge, innovation and culture. You can bet on Torino. Qua mi sa che siamo sullo scarso forte, poi io non è che debba far prediche perché il mio inglese è pessimo, però ho idea che qua siamo sullo scarso forte, ma non riescono a farsi consigliare da qualcuno. Ce ne sono di bravi interpreti, credo, in abbondanza a Torino, e di persone che parlano l'inglese correttamente. Prima di fare un video così, un sindaco di una grande città, a me magari mi capita lo scivolone, perché mi tocca leggere alla mattina quel che offre il convento e ne faccio ammenda, peraltro, così come col francese, eccetera. Però, insomma, uno che fa un video ci deve pensare, lo elabora, c'ha il tempo per farlo. Forse qualche consiglietto, sindaco di Torino, era meglio prenderselo, qualche supporto valido, anche perché adesso quell'altro vuol fare l'americano pure lui, Renzi, quindi conviene affinarla la lingua, Visto che poi bisogna andare alla City di Londra a rendere conto ai padroni, è meglio impararla per bene la lingua. Comunque, andiamo alla prima pagina del Foglio con l'articolo a proposito di poteri esterni sull'Italia, l'articolo dedicato ai tedeschi che vogliono che in Italia si faccia la patrimoniale, perlomeno questo ci è stato comunicato in questi giorni, poi chissà se è proprio così. Comunque prendiamola per buona, non facciamo tanto difficili, mangiamo le minestre che ci offrono senza star via a guardare cosa c'è dentro, dai, si fa prima, noi si fa prima, perché questo è il governo del fare, amare, dire, come diceva Crozza impersonando il nuovo che avanza. Forse manca soltanto che a chiedere di tassare i patrimoni degli italiani sia direttamente la cancelliera tedesca Angela Merkel, scrive il Foglio in prima pagina. L'idea di tassare i patrimoni, patrimoniale, riecheggia da almeno un anno nel paese pivot dell'Eurozona, cioè la Germania, e soffia verso l'Italia, dove sta trovando terreno fertile per germogliare sotto qualche forma. Che all'Italia e in generale ai paesi colpevoli di non aver fatto i compiti a casa serva un prelievo sui grandi patrimoni finalizzato ad abbattere il debito pubblico, lo sostengono banche private tedesche come la Commerzbank, i pensatori, i think tank berlinesi, o meglio i think tank come direbbe Fassino berlinesi, i sindacati, il Partito Socialdemocratico che governa in coalizione con la Merkel. A più riprese, first, mi è rimasta in mente questi, sa perché? First, the first thing, ha detto Fassino, la prima cosa, the first thing. I think tank, dunque, berlinesi, i sindacati, il Partito Socialdemocratico che governa in coalizione con la Merkel. Tutti costoro caldeggiano, per così dire, la patrimoniale in Italia. A più riprese l'ha suggerito anche
la Bundesbank, la più influente istituzione finanziaria di Germania. Il presidente Bundesbank, Jens Weidmann, ha ribadito il concetto già espresso in un paper, in un documento dell'Istituto Centrale Tedesco, con un'intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung nei giorni scorsi. Per i paesi iperindebitati, ma nei quali c'è un alto livello di patrimonio privato, ha detto il banchiere tedesco, e l'Italia è in pieno in questo identikit, per paesi dunque con un bel debito pubblico grosso, ma con tanti risparmi privati e patrimonio privato, vedi anche le casucce degli italiani, per questo tipo di paesi una patrimoniale sarebbe il male minore, ha detto il signor Weidmann, Herr Weidmann. Una patrimoniale come intervento subordinato alla concessione di aiuti europei. Tassare i patrimoni sarebbe controproducente per la crescita, riconosce Weidmann, il banchiere centrale tedesco, ma sarebbe una sorta di garanzia per gli altri stati chiamati a soccorrere i partner con gravi difficoltà di bilancio. Cioè, in pratica cosa facciamo? Mettiamo un'ipoteca sulla casa, il ricavato lo diamo al signor Weidmann, il quale poi ci concede gli aiuti. È sempre il solito giro alla greca che fa piuttosto schifo, che dovrebbe avere ormai aperto gli occhi di tutti, e invece riffe o raffe siamo sempre in quel circolo vizioso lì. All'onda patrimonialista tedesca, secondo la quale l'Italia dovrebbe abbattere il rapporto debito-PIL di 30 punti, per cui basterebbero 500 miliardi, si aggiunge l'onda patrimonialista italiana. Perché? Perché stanno crescendo, adesso qua stiamo dicendo tiriamo su 500 miliardi come se si trattasse di tirar su 4 noccioline per abbattere il debito pubblico di 30 punti, dal 130 al 100% sul PIL. Crescono anche in Italia le prese di posizione a favore della patrimoniale, sebbene declinata in diverse modalità, a seconda della destinazione d'uso delle risorse recuperate. Prevale l'opzione di un prelievo straordinario una tantum sulla ricchezza. Poi bisogna definirla però la ricchezza, perché la ricchezza è anche la casa ereditata dal papà e dalla mamma che facevano l'impiegato e l'operaia, o la ricchezza è qualcos'altro. Poco importa se gli italiani una patrimoniale di fatto la pagano già, sotto forma di tassa sulla casa o con l'imposta di bollo sui conti correnti. Finora l'hanno sostenuta pubblicamente i banchieri, l'idea di un'altra patrimoniale. Per esempio, Alessandro Profumo, Unicredit, adesso Montepaschi, Pietro Modiano, il marito della ex compagna Barbara Pollastrini, che Modiano è ex Intesa e Unicredit, adesso presidente della SEA di Milano che controlla gli aeroporti. Ma anche Luigi Abete, BNL, e Corrado Passera, Intesa e poi ministro del governo Monti, propongono la patrimoniale. Il loro progetto prevede il recupero di 85 miliardi di euro almeno con una patrimoniale straordinaria. Ci dobbiamo fermare qui per questioni di tempo, perché poi riprenderemo magari il concetto, o meglio l'articolo del Foglio sulla patrimoniale, lo riprendiamo magari più tardi, anche se poi nel corso di Onda Libera oggi affrontiamo anche altri due argomenti, quello delle slot machine, di cui abbiamo parlato ieri con Clemente Pistilli del quotidiano La Notizia, che ha scritto l'articolo di cui abbiamo parlato ieri sulla nuova inchiesta della Corte dei Conti a proposito del vecchio problema, quello del 2004, le macchinette non sono collegate, nemmeno oggi sono collegate le macchinette, ancora oggi non lo sono, e poi parleremo però anche dell'incontro domani all'auditorium di Via Corridoni sul Basta Euro Tour. Ricordo il numero, per inciso, per chiudere, 02 66 21 12 79, o detto altrimenti 02 66 211 279. Osaka. 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 Fuoco orecchiato. Guarda come parica. Fuoco orecchiato.